trovato. Eccoci qua, buonasera. Buonasera. Buonasera, chat, andavi bene fino a 2 secondi fa. Perché? Ma non va. Perché Pippo Baudo e Capellone? Perché? Allora, mettiamo la chat da qui. A posto. Allora, Gianmarco, l'altra volta abbiamo fatto un bellissimo mondicino secondario. Adesso No, dove cazzo si prosegue? dovevamo andare sulle palle. Gianmarco, sulle palle, di qua, di qua. Le palle che girano. Ok. Ok, che possiamo fare qui? Ci sono delle pietre piatte qui. Aspetta. Dove si mira? Ah, Niente. Come hai fatto? Farà brutto. Allora, lancialo quando sta un po' più indietro. Esatto, un po' più... Ah, pensavo capi? fosse una carica unica, ok. Va bene. Allora, fallo un po' più verso il davanti, non lo fare troppo dritto nell'acqua, Ok, capi? così. Ah, Esatto. ok. Tagliando l'acqua, giustamente. Ok, quando vibra di più. 3, 4, 5. Grondel! Ok. Oh. È andato a fondo? Va bene, va bene. Tuffol! Tuffolo anche No, io. è perché non è basso. Possiamo fare? Allora. Mi posso attaccare con... Così. Ok. Non sono arrivato in tempo. Aspetta. Turbol. Ok. Allora. Vado a fare una partita a pausa. No, no, ma hai fatto bene, hai fatto bene. Il posto si prestava benissimamente aperto. Qui c'è una rondella dove io mi posso Ok, quindi aggrappare. io devo andare di qua. Io giro la ruota e da casa puoi giocare anche tu. Ti tengo la ruota, vai. Penso che ti attiva quello, ok. Io poi posso andare da quest'altro lato, aspetta. Penso ti devo aspettare, sì. Ah, ok, allora vuoi vedere che quel getto andava in automatico e Quello non sì, te lo ma stavo è in attivato io? automatico, mi sa. Ah, ok, no, e sono stato là che pensavo te lo stavo attivando io, capi? Ok, ok. Ora io posso andare di qua. E mo adesso devo capire un attimo, questi come li passo? Cazzo, ho sbagliato a saltare. Ouch. gira, gira. No. Ok, e come vado di là? Dove devo andare? Io non sto capendo qua come devo fare questo. Devo prima eliminare qualcosa o devo aspettare te che arrivi? Non sto capendo dove cacchio devo andare. Allora, aspetta. No. Io penso che devo togliere questi rovi in qualche modo. Non è che me li puoi togliere tu? Questo è una Aspetta, aspetta, specie di ecco, ecco. sistema Ok, idraulico. ecco Fa qua. fluire tutto. Ok, aspetta, servivamo entrambi. Beh, l'altro lato, altro lato. E per questo non mi ci stavo trovando. Dove ti sei appeso? Dove? Ok? Ok, ok, fatto. Beh, fammi controllare un attimo la questione del microfono, Affini, non vorrei... Ok, ok. Sì, ragazzi, funziona il microfono, tutto a posto. Molto carino da parte loro risultare Allora, così. io mo mi appendo qua. E io E posso abbassare Sgrondel. picco. Aspetta, aspetta, aspetta. Vieni da me. Ok, andiamo Ecco avanti. qua, a posto. Oh, Allora, panchina rurale, lo zio. aspetta, eccomi. A posto. Pausa sigaretta. Dai. Sono curiosa. Come mai scrivi solo fantasy? Ah, perché è meraviglioso? Ok. Ma
Perché? Beh, Mi raccomando, non metterci troppo il concetto di pronomi e quant'altro, che si è visto che non funziona nei giochi. No, Cioè, abbiamo la prova ormai che non funziona, quindi... Fantasy è da sempre il mio porto sicuro, il mio rifugio. Qui casa da posso sola. scrivere le mie storie e posso dare loro un lieto fine. Senza contare che non guasta il fatto che questo genere sia così suggestivo, non è vero? È vero, non guasta affatto. Io? Ok. Il mio drago inizia ad agitarsi. Sì, anche il mio. Allora, mo li facciamo crescere. Aspetta, ci sono il cibo. Oh, chi è Tieni, che mangia, vuole draghe. questo? No, mangiare il drago. Mangia. Assaggia, però non Mangia sbagliare. tanto. Cresci forte, mi raccomando. E cavalcabile. In azioni future di gioco. Sì. Allora. Ho sbagliato perché? Aspetta, devo capire come ti posso muovere sti cosi. Aspetta, forse è questo? Sì. Perfetto. Allora, aspetta, ma devo alzarti l'altro. Ok, vadi. Ok, a questo punto penso che io possa andare di qua. È fatta! Ok. Secondo me Devi venire pure tu di qua. Oddio santissimo. volevi va? Sì. Via. Via. E via. Valaki agilità. La cugina di Spider-Man. Vai così. Allora, a questo punto... Eccolo. Via. Sembra una qualche specie di sauna Perry. Allora, un po' di qua, un po' di qua e c'è una faccina sorridente. Sì. Devi aggrappare tutto, quindi vai così. Aspetta, vado verso l'alto e via. Ok? Ok, c'ho tante palle qua. Ok. Vedi dei simboli a terra, qualcosa? Allora, sì, mi devi alzare quello là. Questo qua? No, non è questo, aspetta. Pensavo che era questo. Ok, ok, ho visto Allora, come li devo vedere. Fammi Allora. vedere un attimo così cerco di capire. No, devo vedere io a volo, mi regolo io la telecamera. Allora, Tu... la luna, Ok, la mezza vai. luna, anzi il boomerang. È questo? Non ho capito come devo fare, no. Questo qua. Ah, aspetta. Cosa fanno qua sopra? Sì. Ok, aspetta, vai un po' più avanti. Attento. Allora, aspetta, aspetta, lo stiamo buggando. La ciotolina. Ok. Vai. No, mi devi fare prima faccina, lo sì. Prima faccina. Faccina io non ce l'ho. Te ne fa vedere due per confonderti. Io faccina. Faccina non ce l'ho qua. Ok, allora provo. Vai. Anche. Sì, sì, sì. Sì, sì, Gianmarcone. Aspetta. Ok. Grondel. Questo è molto cattivo. Allora, fammi vedere. Mezza luna. Una volta che arrivi là, cazzo, è pure da fare a volo. Vabbè, ce la facciamo. Questo Sedia. qua. Abbiamo sedia. Ora, ciotola. La tazza, ciotolame. Ok. Poi fammi vedere dove riesci ad andare. Aspetta. Fammi quello là a sinistra. Aspetta, Aspetta. No, bastardo, grande. Fattolo. Quello là a sinistra quale che giravo la telecamera la in tua continuazione. Non la muovere. Grondel. Ok, però ce l'abbiamo fatta. Fammi. Di qua ci sono le scale. Ok, push the leva. Quindi gemelle, eh? Io ed Ella ci assomigliamo fisicamente, ma... Gira la ruota e da casa puoi giocare anche tu. Ehi, e dai!
stiamo andando nel tempio dei draghi celesti universali e mondiali, quindi. Tipo percorso 2 viene a me. Ma così, ma per stare un po' in amicizia, in Ma allegria. vattene nel tuo percorso che escono le robe strane, poi va a finire io qua. Oh, questo mi ricorda qualcosa. Oh, sì! Ecco qua. a posto. Oppure posto mica? Grandi draghi. Grandi draghi. Vai. Ecco qua. Vai, drago, digi evolviti. Indietro. Belli grossi. Ma il tuo è un drago palla! Io un drago rosso. JPEG. E il tuo è più bello. Vieni qui! Ciao, drago. Ah, Drago, che abilità hai? andiamo. Ah, benissimo. Un gusto alla mangusta. Io Molto non bene. credo di essere in grado di farlo. Tu fidati di lei e vedrai che lei si fiderà di te. Ok. Piano, bello. A te piace cavalcare moto futuristiche. Questo sì. è drago comunque, Cioè, cosa bella. Ecco qua. Posto. Pensa voi che ci sia fra una moto volante e un drago Ah, volante. siamo lì. Entrambi volano. Vi farete strada verso il prossimo tempio. Ok, tieniti Una forte. sezione da fare Possiamo veloce? sputare palle di fuoco secondo te? Ok. Non adesso perché sono dei cuccioli. Sono adolescenti adesso. Pallettine, pallettine. Pallettine è possibile. Oh, Allora, mi rotola, e a me, vabbè. te plana. E non spara. Ok, vabbè. Non spara, non spara. Oh, piano! Sì! Forza bruta! Puoi volare, puoi volare, puoi volare. Non fermi indosso. Io quello sto facendo ogni tanto, che non vorrei che per la fretta di volare. Ok, aspetta, io sto qua. Oh, mangia due frutti, vieni a mangiare due frutti. Eccomi. Sto, mangia. Allora, oggi tu devi andare di là, mi sa, e io di qua. Blu. C'hai la rampa quella. Ok. Wow! Poi ma lui che si belli arrampica. artigli. Fa anche gli scatti mentre si arrampica adesso. Bellissimo. Grande scivolo rotolante, salto e ti azzini. Grande drago. Di qua niente. Sembrate a vostro agio. È come andare in bicicletta, ma questa è viva e potrebbe sbranarmi. Tranquilla, non ti sbranerà. Ah, c'hai anche il. C'è il. C'è uno sputo Sì. simatico, R2, tu non fai niente. No, io rotolo soltanto, già mai. Dai, il tuo lo devi ancora fare. Avrò anche io un potere un giorno. Io intanto rotolo. Se mi spari a me succede qualcosa? No, perché siamo amici draghi, quindi. Guarda come fa il getto. Vado qua, poi. Oh. Ok, andiamo, vai, Loggi. Non so che... Ah, Loggi, pallalo, pallalo. Socchiollo. Non ha funzionato. Aspetta, devo fare io la cosa. Vieni qua. La devo solo sciogliere sulla spingita giù. Ok, vai. Aia. Gol. Che brava draghetta! Ok. Sputo anche un po' d'aria là per l'amico Gianmarco. Anzi, per l'amico Gianmarco.
sono dei cristalli che io posso rompere. E io romperò tutti. Chiaro segno che il regno sta morendo. Quindi è tutta colpa del megalite. E almeno rotolo. Solo i No, draghi. per capire Faccio se varie cose. toglieva anche quelli. Allora, io di qua. E io- Vai. Ok, stanzone grosso. e quindi c'ho qua. Allora, così. E devo sapere così. Porto quei palloncini, non so se servono. Non so. Che altro c'è? Questa cosa qui che posso spingere. Quindi tu devi salirci sopra. Per andare di là, Gianmarco. Tu devi andare di là. Tu devi planare da qua a là. Quindi devi salire dove eri prima. Ah, mi fai la piattaforma ora? Esatto. Ok. Poi c'è il cosino così. Ok, resta fermo. Allora, ma adesso lo faccio girare e vediamo un attimino dove puoi andare. Ma penso che sia comunque dall'altro lato per forza. Dovrebbe andare... Ah, ok. Io nel frattempo invece posso fare altro o devo aspettare te? No, penso che devo darti una mano a sciogliere sti cose. Ok, Gianmarcone. E ora devo tornare da Se ti porto dall'altro lato, che c'è pure un'altra catena. Ok. Opla. Ecco qua. A posto, al millimetro. Ok, via libera. Penso che ce la puoi fare, sì. Una pietra pomice. Ok, si è sbloccato un cosino. Forse devi fare tu Sì, qualcosa, mi sta? abbasso. Ok. Non ho capito come mai il mio arco lo Che ricordo. forse stesso da di fronte c'era un buco, forse lo dovevi riempire di liquido alla fine. Quindi bastava pure vicino a me. Ok. Allora, grandi cerchi e divertimenti. È grande drago per tutta la famiglia. Questa è parte casino, questa è parte casino. Vedo l'ora di dare al megalite ciò che si merita. È diventato Sonic all'improvviso. E non credo sia un caso che lui sia blu, a questo punto. E rotola e va veloce. Infatti sì, dai. Forse inizia a prenderci la mano con questa roba. No, Acido volante. no, acido volante, no. Ecco qua. Vabbè. Allora, se tu lo butti giù... Aspetta, aspetta, aspetta. Alza mani. Ecco, vai adesso. Ti abbassa le mani. Tutto pronto? Ti deve bloccare un attimo qua. No? Allora, penso che mi devi lanciare... O riusciamo a lanciarci tutte e due? Penso che mi devi lanciare a me dall'altro lato, perché vedi è blu questo. Quindi tu mo mi lanci dall'altro lato, aspetta, dobbiamo vedere il tempismo. Come ti lancio? Alzando la mano. Gianmarco, con uno alzi la mano delle statue scusa, qua e ho bloccato il carrello. Ah, ok. Mo c'è il Alzo la carrello. mano, il carrello parte. Penso proprio di sì, Gianmarco. Aspetta. Dammi tu il tempo, vai. Vai adesso. Fermo. Ok. Fiora la testa. Io invece devo andare da qua. E mo adesso penso devo sbloccare io qualcosa a te. Via. Testata. Botta. Eccolo qua.
bordello, Gianmarco. Ho fatto bordello. Ok, però il bordello è servito. Vabbè, salve. Oh no, non potrò rompere quella roccia. Invece no. Insieme siete una squadra perfetta. Sì, andiamo d'accordo. Allora, grande porta dei draghi. Non penso. Non è acqua. Non è acqua, è un fotto. Questo andrà riempito di acqua. Non si è caricato il c'è una grotta sotterranea, dai. Allora. Quindi io posso premere questi. Ah, Gianmarco, dobbiamo vedere di fare... Vai tu dall'altro lato. Dietro, dietro. Arrotati. No, torna indietro. Non di qua? Non di qua, torna indietro. Torna indietro. Fai manovra, vai di qua. Entra qui sulla sinistra. Qua? Sulla sinistra? Esatto, questo spiazzale qua. Guarda a terra, vedi, ci devono essere dei segni. Di fronte. Eccoli qua. Ah, questi qua sì. Allora, vedi la porta di fronte? Dobbiamo fare la sequenza. Iniziando dal primo. Al momento tu non devi fare niente. Poi non devo fare niente io e poi dobbiamo fare entrambi. Segui i gargoyle questi qua. Ok. E vedi quale segno devi fare. Allora, sei pronto? Sì. No. Sbagliato. Ok. A posto, rifacciamo. 1, 2, 3. A posto. Si apre portone. Ok. Stiamo per affrontare l'ammazzadraghi. È il suo lavoro o si chiama proprio così? Lui era il generale del megalite durante Allora, la... no, io devo andare di qua e tu devi andare di là che ci sono le armature da squagliare. E io qua ho delle armature da squagliare. E mi puzzate qui comunque. Va bene, va bene. Ma vieni un attimo con me per piacere, così giusto per stare poi tranquilli. Togli un po' queste armature qua. No, va bene, come non detto. Merci. C'è pure un'altra qua. No, non c'è altro. No, non c'è altro, ok. Allora. Mega iper boss fight della vita? Penso proprio di sì. Dai meandri Oh no! giungo. Lui è giunto, Giamma. Ci rimandiamo noi. Sì, come dice lei. Molto bene, sarà un onore uccidere gli ultimi 2 draghi al mondo rimasti. Vabbè. Questa è una tua opinione, comunque. Lo posso attaccarlo sotto, visto che ha roba viola? Sì, Andiamo, ok. fermiamoci. Idiote! Gliene faccio, glielo fa un altro, no. È incazzato Pippo e Baudo. Divorate queste povere sciocche! Insetti liquefatti. Giustamente. No, mi si attaccano addosso. Mi mesciano. Le vostre squame saranno perfette come armatura! Sono di meteoriti, cavolo. Non ci puoi passare neanche un pochino vicino, ok. Vado ad attaccarlo, no, schifidol. Sorata. I vostri resti saranno uno splendido trofeo! Via. Possiamo farcela. Ah, sciocco. Sei uno sciocco sei. Niente.
Spirito continuus Dei. Cucciolo. Che non ti faccio stare tranquillo un attimo. Aglia, no, dai, dai, no. Un attimo. No, giusto in tempo si è tolto. Preso. Ma gli è diventato il cimitero dei Keyblade. Già messo in mezzo alle famiglie, già ma. Stai dicendo? Ho detto resisti. Ok. E me lo dovevi dire un attimo prima, hai capito? Cazzo. Dai, dai. Avanti! Ho capito come stargli sotto. I vostri resti saranno uno splendido trofeo. Sana. Vai, 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 vai. Alla coda! No, Non pezzettino di me. Stato. Vai. Preso. No, dai, dai però. Ma vedi se riesci a togliere sti cosi. Mi fanno rimbalzare e mi fanno morire. Vabbè, vai, vai, C'era vai. pure due cristalli però. Se vado giù e non posso farlo. Non andare giù. Ma non è che io vado giù perché volevo andare giù. Mi respinge, rimbalza sopra gli spuntoni e muoio per forza. Cioè non posso neanche muovermi in qualche modo. Avanti! Pensate davvero di poter vincere? Calma, concentramento. I draghi hanno fallito. Concentramento. Concentrazione. Però si è andato proprio col misurino a prendermi, eh. Vale. Alla coda! No, no, cazzo. La festa alle vostre famiglie! La peste alle vostre famiglie. Non è che esagerato. Vai. Arakan! No, sgordel. E quello. Force Omnibus! Ma dai, tranquillo, rilassati, rilassati, rilassati. Vai tranquillo, concentramento, concentramento. È fatto, è fatto. Per cadere giù. Selvaggi! No. Merda. Idiote! Sì, ma fai 800 attacchi, certo. Certo, sì, 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 sì. Perché ho visto. Perché quello alla fine da dove venivano i raggi. Grondel. No. No. Succhiol. L'ultimo, l'ultimo. Quanto sei bello. Quanto sei morto. Minchia. Ma che brava! Anche tu non sei poi così. L'ammazza Draghi è stato ammazzato da due draghi. Tutto secondo la leggenda. L'ironia della vita. Dopo di te.
Bravi draghetti, state diventando grandi e forti. Complimenti. È stato uno scontro davvero feroce. Il Megalite non sarà contento di aver perso un generale. Voi invece... Galite si deve fare un po' di cazzi suoi, eh. Così mi potrei andare tu da là, no? Strappiamola lì. Io posso attivare qua. Io che faccio? Tu se Provo salti di questo. lato, Aspetta. vedi se tu mi inizi a sciogliere questo qua. Ti posso fare da slancio. No, forse più avanti, da slanciati. No, Gianma, aspetta, senti a me, torna indietro. Tu devi saltare da qua perché io quando premo qua, attivo il getto. Quindi tu plani, prendi il getto e vai ancora più su. Frontal, Vai. Grondels. Ok. Dove faccio? E io posso salire di là. 2. Francesco Salvi. Secondario? Voi riposatevi un attimo, noi torniamo subito. Tutto pronto? Tutto pronto. Star Wars? Sei tu? Io la citazione forte a Star Wars me l'attendo all'improvviso, eh. Oh, Helldivers. mi sento... Questi sono le tutte degli Helldivers. Funziona così nello spazio. Lo spazio? Sì, non riuscivo a Lascia segnare la stare. Vabbè, vabbè. Niente male mio. Quasi Che terapeutico. poteri abbiamo? Al momento niente, ok, però la C'hanno dei peculiarità... salti incredibili. Oh, sì, abbiamo pochissima gravità. Sì. Possiamo anche fare ovviamente lo scatto a mezz'aria. Molto rilassante. Brava, hai creato una storia secondaria calma. Attenzione, asteroide in arrivo. Ma quale calma? Missile in arrivo. Gianmarco, corri, Gianmarco. Oggi vai presto. Io sto dietro, sto Vieni qua, che questo lo venendo. devo attivare io, credo. No, nessuno dei due. Oggi corri e basta. Rondel. Il raggio della morte. Sto volando, Gianmarco. Ok. Ok. Piano. Ma non è rallentato, Gianmarco, è solo a gravità zero, quindi puoi parlare normalmente. Oh, aspetta, fammi solo controllare un attimo Ma dietro, arriva. perché sta andando tutto? Tutto bene? Ok, tutto a posto. Prendi la tuta. Perché stasera siamo soli soletti e nessuno ci avvisa, è facile che ci succeda qualcosa, non ce ne rendiamo Potrebbe conto accadere. e via. Oh, che le tute di Helldivers? Effettivamente. Forse anche Destiny. Quindi adesso ci dai i mitrazzi? Bomba a mano? Si può dire Ok. Turnal. Va bene, ci piace, ci garba. No! Però oggi- andiamo pianissimo, giusto? No, rivoglio la gravità, Manco però. lo scatto possiamo fare. oggi. Gianmarcone, vieni qua, Gianmarcone. Gianmarcone, andiamo sul pianeta. Siamo uniti. Oh, bellissimo però. Silenzio. Accidenti. Che bella vista. Ancora meglio di quanto pensassi. Minchia. Bello. No! Non partite senza di noi. Non possiamo andare là. Raggiungiamo l'ultimo shuttle. No, dobbiamo scappare, lo zio. Così non succederanno i cazzi all'improvviso, lo sai, vero? Vai, Su, aprila. Dobbiamo fare in fretta. metti mano. Aspetta. Ah, dobbiamo fare la figura, aspetta. Io metto il cerchio. Io questo. Vai. Grondel, ok. No, ho sbagliato. Oh no! Allora, asteroide però, non ci mettere fretta. Un momento, ci stiamo organizzando.
È fatto impegnativo per farti perdere del tempo? Lo stage segreto sta là dentro. Se riesci a fare velocemente ad aprire quel coso lì. E come fai così? La mia tuta fa degli cazzo. strani rumori. Il nostro ossigeno scatta. Oh Gianmarco, abbiamo l'ossigeno residuo. Questo è un problema. Oh, cielo. No, 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 no. No, 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 no. Attento, non si... No, 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 no. No, raggio laser, no. Fermi. Ah! L'avevo visto in faccia, letteralmente. Di qua, Dove vado? di Scusatemi. qua, aglia. Attaccati che sta vai, finendo andare, l'ossigeno. Vai, attaccati. Figa. Figala. Figalo. Figalo, figalo, figalo. Ok, ricarica ossigeno, qui si ricarica. Gianmarco, se abbiamo tutti e due per l'ossigeno, Gianmarcone. Vabbè, ce ne abbiamo due, ce la facciamo. Cerchiamo di capirci qualcosa. Pompa. Ah, ok. Livelli di ossigeno bassi. Quindi se uno si trova da solo nello spazio è morto? Sì. Sì. Vabbè. Grondel! No, troviamo lo shuttle. Ok, dobbiamo arrivare velocemente. Via. No, Pippo e Baudo. Sì, che culo. Calmati. O presto resterai senza ossigeno. Vero? Via. Pensieri felici. Pensieri felici. Vedo un'altra bombola d'ossigeno. Attenzione, così. Oh, qua. No, dov'è? Ah, qua, ok. No, dove mi ero aggrappato allora. Vabbè, ce la possiamo fare. Ok. Via. Manca lo shuttle. Ci siamo quasi. No, sta andando lo shuttle là dentro, che situazione di merda, Gianmarco. Gianmarco arriva presto allo shuttle. Via. Gianmarco, allora, Ah, era concentrazione. Ok. Tranquillo di questa Vabbè. storia secondaria. Sì, mi dispiace. Allora. Io ho lo stecco così. No, c'ho questo. No, aspetta. Vai. Ok. C'hai due puntini? C'ho questo. Tu c'hai... Aspetta, vai. Avengers, c'ho il cerchio. No. Vedi qualcos'altro? Sì. Ok. Presto. Non posso. Entra in questa merda. Apri subito, immediatamente. Ecco qua. A posto. Prestiti. Ok, si va. Anzi, dobbiamo andare via da qui. Fatto, ci siamo salvati. A posto. Ma noi stavamo sui draghi 5 minuti fa, Gianmarco. Secondo te è finito? È davvero un mozzafiato mio. Allora, gioco, facci fare Certe notti corsa violenta in un campo di asteroidi. più grossi sono i guai, più mi allontano. Grande premio. Mi aiuta a vedere quanto sono insignificanti certe mie paure. E funziona. Mette tutto in prospettiva. E mi fa riprendere fiato. Però lo sai che non c'è ossigeno nello spazio, giusto? Oh, ci sono le bombole volanti. Reggiti. Spaziale. No, dai, fai fare un altro po' di spazio così, era Sì, bello. peccato. Non è il È sogno stata molto carina questa qua, breve ma molto intensa. Va bene, matematica. mi piace. Vabbè, Ok, andiamo avanti. andiamo. Abbiamo un regno di draghi da salvare. E voglio continuare a saltare a gravità zero, però. Lato io. Io sto andando avanti. Quindi penso che qua sia tranquilla per tutti e due. Via. Qui grande leva. Vai.
appunto un elevatoio, dai. Oh, mannaggia! Accidenti, si è visto! Ecco qua, avevo visto l'ombra dello stronzolo. Come lo facciamo fuori mo a questo, Gianmarco? Questo è un problema. In teoria dovremmo calmarlo sto coso, il drago. Sì, mi sa che ci ha visto! Il drago, Di calmare, di purificarlo forse. tanto ci ha dato un cazzotto. Allora, scappa, scappa. Oh, sì. Io voglio in automatico. Come scappiamo? Forse c'è una caverna! In che senso, forse? Ah, ok, vabbè, però Io sembrava... fossi morto sotto le macerie. No, io ho visto che sono caduto giù, però ho detto ok, non mi ha dato l'errore che sono morto, che devo... Va bene. Tu ed Ella vi vedete ancora spesso, come da bambine. Non proprio. Però le parlo tutti i giorni. Ok, queste sfere. Vediamo spesso, però le parlo tutti i giorni. Tua sorella non c'è più da tanto tempo. Per qualche malattia anche lei. C'è un qualche perfugio? Reagisce all'acido. Ah, la gira. Ok, ok, ok. Sapevi? Allora io porto di là. Gianmarcone. Grazie. C'è niente qua, no? No. Pesciolini. La foresta delle trote volanti. Ah, Ma dai. ci si può salire su... Ma si mangiano? Oh, ma... Mangia pesciolini. Perché se prendi tanti pesciolini succede qualcosa? No, Va bene, Gianmarco, bacio pesciolini. Fatto panza da un po' di rotolo vomito. Io già vomito per... Tu già parti con quello, io ci potrei arrivare, però come Pensa che vedo potenziamento... che ti posso far diventare palla velenosa. Cari. Ok, questo lo sciogli. Grande cristallo del cuore di drago che ho rotto. Oh, il drago fantasma. Dati da rimorso e dolore, antichi spiriti dimorano in questo tempio. Ok. Ok, dobbiamo salvare i spiriti. Il nostro Allora, io posso andare di qua. dal loro sonno profondo. Lui dice posso andare di qua. No, c'è qualcosa che dobbiamo fare qua, Gianmarco. Vieni qua dove sto io. Dove sei tu? Ah, perché tu sei andato sul lato destro. Aspetta, aspetta, questo non ci saremmo mai trovato. Aspetta. Allora. Tu debba suonare la campana. Si crea una struttura là in alto. Allora, Gianmarcone, tu dove puoi salire? Aspetta, aspetta, aspetta. No, la crea sempre e comunque qua. Da qua non sta. Non è che ne dobbiamo fare prima. Ah, aspetta, Gianmarcone, Gianmarcone, fermati. Vieni qua, vieni qua. Vai qua e vedi di saltare là sopra. Devi saltare sulle piattaforme che ti faccio. Aspetta. Ah, va. Comunque abbiamo capito all'inizio. Vai. Ok, devo farla un pochino dopo, ok. Che dura pochissimo. Ah, sono già qua. Vai. Prego davanti. No, pensavo facessi un passettino alla volta. Ah no, devo andare. Ah, Devi farne uno alla volta, perché se no non ce la fai col saltare tempo. la testa del drago. Ero andato troppo avanti comunque.
Allora, Vai. ok, fatto. Uomo. Tolgo. E mi apre il percorso a me di qua. Ok. Uno. Guarda te. E salviamo l'altra anima dei draghi degli mortacci sua. Drago di Fulton. Sì, drago molto potente, lo zio. Quindi altri due dovrebbero Sei ispirata essercene. per scrivere questo, Zoe. Beh, è una specie di Ok, ode a questo chi qua non con c'è. le fiamme l'abbiamo Capito. fatto. Vai, scegli tu, lo zio. So qua dove stavo andando prima. Allora, io posso andare di qua. Io vado. Mi devi attivare tu qualcosa. Ok. Ottimo. Tanto qua la zona è tranquilla. Vai. No. Ok, sono già qui, sono già qui. Ah, è lì. Carica subito l'altro, ho sbagliato, ha preso una testata. Madonna mia. Vai con l'altro. Saltare, no? Sì, mi sono trattenuto perché stavo aspettando un attimo che me lo facessi arrivare. Vai con l'altro. Purtroppo se sbagli il pixel è finita. Io non posso fare qua. Te lo giro. Grond, sei stato grodolato. Pensavo Super Muscle. Pure io, invece no. Mi spara? Allora, aspetta. E qui ce n'è un altro. Lui? Drago di Poltar. Vabbè. Ne resta solo un Manca altro. ancora l'ultimo spirito. Ok, liberiamo quel Questo non ti fantasmino. posso ancora svelare. Ok, questo qua. Allora, io posso iniziare a fare così, ok, dobbiamo aprire la porta come abbiamo fatto prima, però... aspetta. Allora, già ma... Aspetta che mo si toglie il primo. Caricami subito il primo. Aspetta. Guardalo! Non ti muovere, 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 non ti muovere. Carica l'altro, carica l'altro. No, 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 Gianmarco è andato giù, Sei un Gianmarco. fallimento per questo. Gianmarco è andato giù, no. Sei un fallimento. L'avevo messo al millimetro Non prima. ero mai per te. Era tutto perfetto. Sempre. Sei pronto? Spingi, io ti butto la spingi. Vai! Fatto. Allora, Gianmarco, con calma e tranquillità si sgrodola tutto. Fatto. Dov'è il super drago? Ok, ce n'è un altro. Solamente vi siete divertiti con uno? Ve ne faccio fare due. Allora, avvicinati. Già, c'è una velocità, non è Ma lo modulabile riesci la a cosa. spingere con la testa? No, non lo spinge, già ho provato. Va Stai fermo, pianissimissimo. stai fermo. Vai. Prende un po' di tempo così. Vai. Ok. Che culo. Ancora. Fatto. Fermati. Ok, da qui prende. Da qui di sicuro se lo prende. Ok, ottimo. Bravo. Lui è Gianmarco. Torzolo. Gianmarco. Torzolo? Torzolo. Torzolo, vabbè. È il drago più forte di tutti, Torzolo. Quindi adesso a fare il super drago. Eccolo qua. Lui chi è?
Bosniak, Vabbè, l'antico drago chimera. che ci porta in volo sulle ali della fantasia. Vabbè. Certo. Epico però, oh, a livello grafico, Ah, minchia. è figo, grazie. Signor Drago, dove ci porta? La caverna segreta dei draghi millenari ultra Se continuiamo a provenienti da disobbedire, un'altra realtà. quale credi che sarà la sua prossima mossa? Chissà, ma non mi sembra il tipo da accettare un no come risposta. No, quasi no. La zona è troppo scura e non c'è illuminazione neanche lì. C'è un'altra storia Però ci secondaria. poteva stare. Una cosa Possiamo secondaria. salvare tutte le storie secondarie, anche se Di qua, Gianmarcone, di qua. Aspetta, arrivo. Ma sono gli ossetti gommosi giganti. Regno dei dolciumi, Gianmarco. Sono tutti dolci. L'ossetto gommoso gigante. Oh, vai. Hai idea di cosa ci sia qui dentro? Nessuna. Caramelle. Caramelle. Caramelle e zucchero filato, Ma- così è bello. Ma siamo dei dentini. Ok, ormai non mi sorprende più niente. Non ho il minimo ricordo. Io ho dell'Oral B sulla gengiva, sul molare. Ok, con questo fa capriola e fa cose. Ma sai, è bello vedere il tuo lato più dolce. bene, c'è quello Marco, senza va bene. angosce esistenziali. Questo sarà qualche ricordo di quando erano bambine, qualche storiella che ha inventato una delle due ma non si ricorda. Ah, fa anche lo scatto in avanti, ok. Mi sembra giusto. Aspetta, sono caduto giù, un attimo solo. Barretta di cioccolata. Ciao Peppino. Ciao Peppino. Ok. Sì, ora ricordo. È il compleanno di mio dei 5 anni. Nei miei 5 anni. Ah, è E dalla siamo prima dei storia che dentini, abbiamo vabbè. scritto. Siamo sì, io ho del Colgate Peppino sopra. Enzo ha dentifricio per bambini. Li ha tutti colorati, strani. Ah, comunque Giuseppe, c'è stato un problema. C'è stato un bel problema, Giuseppe, prima. Allora, stavamo parlando prima di Persona 5X, è uscito il nuovo personaggio. Dico che ha mangiato troppo zucchero. Quindi ho accumulato un po' di risorse. Ho detto, dai, Giamma, prima che iniziamo la live, hai portato bene l'altra volta, porta bene anche adesso. Ci sta votando Savim, è impossibile che esce il personaggio. Giuseppe, Ah, prima. alla prima, guarda, è uscito il nuovo personaggio, così. Cioè, guarda, è una cosa assurda. Vai, ragazzi. Aspetta, rompo anche io. Oh, ma cose, wipe La out, nostra pronti a missione, Zoe, tutto. è accendere le Ok, candeline no, sulla torre. pallone. Certo, per far avverare un sogno. Non ricordo il Vai a riposare, Giuseppe, ci sentiamo domani. Ciao Peppino. Buonanotte. Buonanotte. Peppino. Ho fatto una skill pazzesca. Vai Jammox. Ok, ce l'ho quasi fatta. No, che cosa è... Lo zio, mannaggia che non c'ho la clip. Mannaggia che non c'è nessuno che fa la clip. Fermi tutti. Fermi, fai la clip. Già, ma io ero morto. Sono rotolato. E sei morto. Arrivo. Ehi, sono qui. Fulton. Vai che ce la fai. Salta su palla. Ma vedi questa palla, ti vedi? Veniva a aspettare allora forse qualche secondino in più. Anche perché io qua adesso... Ok, guarda, ti osservo. Oh, Palla di merda. oh, Gianmarcone, a posto. Aglia, ho sbagliato, che ti butta verso l'alto. Ho sbagliato un'altra volta. Niente. Ci ho provato.
andiamo, lecca lecca. Salve. Rianimi Ecco qua. la manina. Quale manina? Così. Va bene. Sente, quale mani? Che cosa è abbiamo cacciato? Cosa sono micromani? Sì, ci abbiamo delle manine noi se ci fai caso. Sono molto piccine. Non zio attento. Accendiamo Lo zio quelle occhio. candeline. Ci vediamo in cima. Aglia. Ok, però riesci a recuperare se ti butti. Ok, fatto. Ok, faremo finta di non stare lì per cadere giù. Quel coso sembrava un penne inutile che ci giriamo intorno Sì, e ma ci è pensiamo. un pene di caramello. No, niente. Va bene. Un carapene. Una volta di qua si va da quest'altro lato. Ma dobbiamo rompere qua. Ok. Le ciliegie che si rimbalza sopra. Ok, quindi già le hai trovate prima? Mo, in realtà c'era proprio in questo percorso che avevamo appena fatto. Ah ok, non ci ho fatto proprio C'erano le caso. ciliegie sulla torta. Solder! Vai. Sono sempre la migliore, baby. Solder! Ok, adesso le candeline. Penso che qualcosa che... Oh! Allora, 1, 2. Accendiamo le candeline e festeggiamo il mio compleanno. Ok. No, aspetta Gianmarco, Ah, vai. così, fatti tu le tre là e quante sono? 5. 1. Vai, 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 tu accendi, accendi. Sto correndo già. Ok, fatto. Ok. No, non credo debba succedere questo. Esperimenti un Ma desiderio. diventa horror lì. Ma è un TV, è un dottore. Dottore. Mio! Oddio! Chi di voi due ha un dentino da tirare? Il dentista! No, 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 sì, no, no. muoviti, 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 muoviti. No, mi sta trapanando. Come ti aiuto? Scatta, ok. Allora. È la vostra prima volta dal dentista? Oh, anche per... No. Però è un percorso ostacoli. Fatto a Ok. dimenticare È questo proprio una boss fight in piena regola. perché ho rimosso È un questo dentista e orrore. noi siamo dei dentini. Il colgate! Il colgate! Fate bene. Non ho... Aspetta solo la chance per attaccarli. No, cosa vuoi? Oh, aspetta, aspetta. All'attacco! Ok. Oh, donna! Attaccalo, sì, attaccalo! Mordigli le mani! Dai, devo salire io sopra! Gianmarco, con la culata o con la mano? Esatto, vai. Ok. Pensavo di voler risalire proprio No, sul no, no. corpo. Lo stavo pensando pure io, però ho visto il No, simbolo sì, sopra per fortuna. sì. Allora, destra, centro, centro, destra, centro, sinistra, destra, destra. No, sinistra, tutto a sinistra. Succhiol. Sono potentissimo. Succhiol. Io stavo sentendo di buttarmi a sinistra, quindi va bene, va bene. No, mi ha preso. Mi ha preso aglia. 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 Calma, devi liberarti. Così ti devi riunire. Riunisciti. Aspetta. No, 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 non ci devi tirare capocciata. Aspetta, sto tornando. Aspetta, ok. Momento, non riusciva a ricongiungermi. Mannaggia, Andava piano. sei altro. Ok, no. Tira la testa. La va bene, la va bene. Attento, attento. Lancia dentiera, vai. No. Lasciami andare, lasciami andare! Coraggiosa. Dammi la mano.
No, e non si può fare niente qua. Ok, mi devo riunire. Attenta a non farti altro. Ah, ok, ok, posso sfruttare la super velocità. Penso che sia scriptata la cosa. Arrivo. Vai. Ottimo, thank you. Eccolo qua, ok. Non ho fatto capire. No, dopo un po' cade da solo. Tagli vicino, ok, vai, vai. Gianmarcone, vai. Oh, ci sono, ci sono! Aspetta che giro pure, vai. Ok, fatto. Il trapano! Guido G. Eccomi, Vieni. eccomi. Prendi questo! Spingi Gianmarcone, spingi. Vai. Alina, però se sognavi queste cose a 5 anni c'è un piccolo problema. Però vedo che... Caspita mia! Non mi aspettavo di vedere visto? questo Che c'è? entrando. Ciao Regan. Ciao Regen, buonasera. Noi eravamo dentini in un mondo di dolci. Ci siamo trovati il dentista. Sto correndo. Vai. Ok, fatto. Buonasera. Bonsoir Regen. Bella. Noi stavamo cavalcando dei draghi, ci siamo trovati nel mondo della cioccolata e all'improvviso è diventato tutto horror. Del dentista. La me di 5 anni che ha scritto questa storia Va nel- bene, ci piace. Ci Una piace. caramella. Tutto bene Regen? Come tutti. Nessuno nell'intera storia del genere umano è mai stato felice di dover andare dal dentista. Ma non mi aspettavo la viratina horror dopo confetti e Vero che i sorrisini. bambini hanno paura del dentista, vero? Non ci credo. Mi sa che qualcuno non ha mai avuto il suo lecca-lecca dopo la visita. Merci. Allora, siamo tornati qua. Allora, ma adesso dobbiamo tornare dall'altro lato. Il tuo gommoso si è trasformato in un frutto. Significa che l'abbiamo rimosso dalla simulazione. Nessuno mi Ok. porterà mai via questo incubo. Che Noi stavamo facendo questo fino a poco tempo fa. Tutto a posto e niente in ordine. Sempre il solito, al momento. Speriamo che mo il mese in arrivo ci porti qualcosa di interessante. L'architettura. Marzo è stato ufficialmente bocciato. demolizioni? Hai la mia benedizione. Ok, 1 e 2. Sputol. Aspetta, io posso fare qualcosa? Ah, aspetta, Giamma. Ci devi parlare dentro. Tartadrago incazzato. Quella tartaruga arrabbiata. Traditore dei tesori. Ed è una testuggine, non una tartaruga. Importa, facciamola bene. Acido. Ok. Aspetta. Vai. Un pocchetto palla. Spruzza, spruzza. Tocca a te, distruggi tutto. Puoi scappare, ma non puoi nasconderti. Vai. Non lasciarlo scappare. Presto! Spruzzol. Bastardo, dove scappi? Vieni qua. Nel nome del regno. Ok, c'è un fermati. pulsante. Ah! Poi quello busgabello a Ciao, lei. Buonasera. Ok, adesso è cambiato di visuale. Ok. Questo gioco è una continua sorpresa. Allora, Gianmarcone, io al massimo posso andare giù. Non penso che sia un'abilità. Io continuo ad andare giù per quale motivo? Ok. Piattaforma. Vai, botta. Tutto bene quello? Ok, io... Che bello così però. Molto che cazzo. Ok. Tanto io con R2 sto stage lo faccio tutto. Allora, armaturona. Ruota. Aspetta, aspetta. Ah, ok, da dentro. Aspetta, fammi andarmi dentro. La ruota per Crigeti stacca. Mi dispiace ricordare. Se non faccio io questa cosa, scusate. Oltre all'ormai deceduto Ammazzadraghi, c'è il traditore. Voglio sputare anche io qualcosa, perché io non posso sputare? Con la spada era più Allora, lì c'è una efficace, porta. mentre questo
si occupa delle finanze. già mamma, lascia una porta però, aspetta. La caduta del governo dei la draghi voglio- è tutta opera sua. No, No, allora, possiamo fare niente. Noi dobbiamo trovare lo stage extra. Aglia. Sono tornato dentro. Va bene, va bene. Ok, Si va. avvicina qualcosa. Battimento Tutto bene quello. La nostra specialità. Non è per un problema di mani e di demoni qua che ci stanno un attimino creando Guarda, problemi. devo sfondare tutto. No, lo so, stavo cercando di evitare un attimo i danni di quest'altro. Avanti, schiaccia quelle dita. Ok, fatto. Draghi 1, Bunny 0. Vabbè. L'avrà fatto per un motivo. Sì. Ci sarà un motivo, una tattica per devistare l'avversario, Assolutamente. Poi non... Guardate che non riesco a capire quanto sto in altezza quando volo. Ecco. Aspetta. Ok, sciogli acido. Ok, andiamo avanti. Ok. Fermo perché vado giù. Allora, e fino a qua ci siamo arrivati. Non so cosa. Adesso. Adesso. Ok, Va stiamo bene. avvicinando al Fatto. Palazzo d'Oro. Ecco perché le misure di sicurezza. Ha senso, no? Ok, spruzza. Vai. Ah, io li devo aprire e tu li devi sparare tutti. Devono sta tutti al centro illuminati. Ok, fatto, fatto. Spruzzol, non si spruzzal più. Vabbè. Un autunno viola. Oh, però sono dettagli di una certa importanza. È arrivato Regan un paio di minuti fa, ci ha trovato che eravamo dei denti contro un dentista che ci voleva ammazzare, una cosa del genere. E mo siamo dei draghi. Di nuovo. Di nuovo. Cioè, cavalchiamo dei draghi. Cavalchiamo dei draghi. Ah, e 10 minuti prima siamo scappati da un pianeta perché un meteorite stava distruggendo tutto. Della faccia draghi. Tutto normale. Vado così. Così! E non ci abbassa il piede. Succhiolo. Questa è la tomba in cui riposa la dragonessa madre primordiale. Guarda un po' quei danni. Capa de cazzo. Sono zanne, mio. Zanne. Allora, qui c'è la lava, Gianmarco. E ci sono le piattaforme che si tolgono. Benissimo. Allora, sciogli le trecce ai cavalli. Sciolte le trecce. Meglio. Va bene. Perché no? Oh no. Dark Souls sei tu? Giustamente. Vedi? Ok, 3 armature. E 1 e 2. E 3. Che forza! Ok, allora Gemma dobbiamo fare la stessa cosa di prima, però facendo attenzione che cadono le cose. Allora io parto da qua. Ce l'ho fatta! Sembra un punto stabile! Ah, devo fare io. La quota. Aspettate di arrivare più avanti. Oh, c'è ancora di meglio quello. Sì, sì. Votiamo, votiamo. Sì. A noi quando sono giochini belli così, date, mettete tante cose, a noi piace. Calzare in arrivo! Anatomia in azione! Allora, tutti insieme appassionatamente, no. Ok, fatto uno. Non cadere giù. Poi se scioglie. Vai, 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 a posto, aspetta, aspetta, aspetta.
2 e 3. Vai, avete... Ok. Manca poco all'ingresso del tempio. Bene, io e Dragoella siamo Via, pronti a combattere. via, via. Bene, siamo qui per forgiare le nostre spade. Tu dammi una spada, la violetta. Pure, va benissimo. Va benissimo. Anche drago grosso come quello che sta per passare adesso. Aspetta, eccolo qua. Eccolo là. È lui o non è lui? Certo che è lui. Andiamo al palazzo! Ho visto, mi sembra da Sabaku. Ho visto che lo stava facendo. Noi, come vedemmo sto titolo, già pensammo subito di portarlo pure noi, perché si è visto alla fine. È molto divertente, molto vario. Comunque non ci si annoia facilmente, visto che sono tutte sequenze e parti diverse comunque. Via. La Conti ormai è vicina, traditore! Dai che ci siamo, vai. Basta che faccio così. Sì. Ok, boss fight grosso. Allora, armatura fuori e dolcezza dentro da spaccare. Questo è il port della Valle Boreale. Vuoi scommetterci? È ora di affrontare le conseguenze Allora, vai. delle tue azioni! Fatti vedere. Ok, lui è lì. E le prime botte già le hai prese. Poi. C'è? Ah, Gianmarcone. Gianmarcone. Attenzione. Uno, due, Andiamo, mio! Distruggiamo questa tartaruga! basta. Ci sono i temi sono due, però nonostante i temi siano gli stessi, tra situazioni, momenti di gioco e modalità di gameplay sempre diverse, cazzarola se stradiverte. No, aspetta, No. aspetta, salve. Posso di merda, Non so che è successo. Va bene, va bene. Traditore! 2 glieli ho lanciati e 3. Devi sfondare tutto. No. La testa, eccolo, eccolo. Ok. No. Non c'è più la testa, non ci vedi. Aglia. No, vedi là. Presto pagherai per tutti i tuoi crimini! Vai Gianmarcone. Gianmarcone, rompi testone. A posto. Calmati, concentrazione. Prendo scopatolo! Vai. Cazzarola, cazzarola. Gianmarcone, resisti. Questa è una maledata molto pericolosa per me. Ok, vai, 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 vai. Togli quella testa di Va. merda! Dobbiamo annegare il Sì. traditore nell'oro bollente! Aspetta, vuoi catturare questa tartaruga? Vai, Gianmarcone. Tranquillo! Spingi. È come calare un'aragosta nell'acqua bollente! Ma dicono che sia una cosa crudele e che per loro sia un dolore atroce. Cosa? Ci dispiace, però ci stai attaccando. Non ci vuoi far passare. Sei un traditore. Forzo mio! Ok, Tanti saluti. ci siamo. Addio, traditore! Stasera zuppa di testuggine. Cosa abbiamo forgiato adesso? Le spade! Con la tartaruga mistica e millenaria. Le spade! Ma questi sono i tesori mistici del drago santone. Oh, il Minchia. santone dello svapo. No, quella. Oddio, lui swapa effettivamente così, eh.
quindi tramuta tutto in oro. Questo posto è immenso, Zoe. È splendido, non trovi? Quindi avremo delle spade d'oro? Ok. Allora, che cosa facciamo adesso? Draghi potenziati di livello 3. Libratevi in volo. Sconfiggete la bestia dei cieli. No. Mio, la mano. È stranamente leggera. Tienitela stretta, ci serviranno più tardi. Capito? Vabbè, quindi veniamo anche con le spade. I draghi? E la pecca! Porca macchia. Porca miseria! Ciao, Green Kill! Parogni. Non ci credo! Bello, Ma tu eri piccino fino a poco fa. Sei cresciuto bene. Pazzesco! Ok? Tu fa come me. Allora, Giamma, il drago grosso più grosso ce l'abbiamo. La spada mistica più 8 intelligenza ce l'abbiamo. Che siamo minimo è più 8. Avvicinati con Sicuro. cautela e assicurati di... Ma che brava! Cosa dicevi? No, niente. E allora scateniamo l'inferno! Facciamolo! Va bene. Va bene, ok. Momento volante. Ok. Finalmente voglio anche tu. Abbia Che cosa inizio! Ah no, invertiti di nuovo. Ottimo Gianmarcone. Sì, bel colpo! Woohoo! Ok. Sembra la fuga dalla caverna delle meraviglie in Aladdin. 31, vai. Andalo. Allora dov'è il bersaglio? Si trova oltre il prossimo passaggio! Sta pronta! Sono armata fino ai denti! Letteralmente! Penso che devo. Sinistra. Tocca a me. Oh la peppa! Bello. Oh la miseria, Questo è bellissimo! Cazzo che bello! Ecco qua, allora, adesso dobbiamo guardare. Ciao Francescone, puoi anche restare? Che è successo? Ancora Dici? giocando, torno dopo. Ah no, che non vuole vedere. Ah no no, allora vai via, vai via, vai via, 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 via. Che bella proprio Ha graficamente. detto voleva giocare con Francesco. Ah ok, no no, allora è meglio che scappa via. Ah, me l'aveva detto pure a me, è vero. Quindi ma adesso dobbiamo menare te. Faccio combattere. No. No, no, devo premere io. Scusami. Va bene. Facci combattere, mi Ci sta l'onore, però io devo fare qualcosa sulle cornine muschiate che c'ha qui e sulla coda. Sta scappando! E noi inseguiamolo! Faccio un po' di inseguimento. Vai, inseguiamo il dragone, vai. Eccolo qua. Prendi questo punto. Allora, devo avvicinarmi abbastanza ed esce il mirino, quindi... E andiamo! Oh, super mega raggio. Non sai fare di meglio? È tuo. Eccolo, Continua ad andare avanti! bello. Via! Via! Oh. Drew Ball. Allaccia le cinture, mio! Sì, siamo con te! No, sgrondel. Ah, Aspetta, aspetta, ci sono. Tutto. Ah, abbiamo fatto a turno, vabbè, riprendiamoci. Ok, giù in picchiata, giù per il tubo. Super sbocco, sì.
sarebbe un attimino difficile da reggere tutto questo, però che cazzo di figata, anche sott'acqua. Quindi giusto. Oh no, si abbassa, si abbassa. Ok, vai. Mantieni la No. rotta! Insieme vinceremo! Ah, le ha prese tutte. Vinceremo! Sì, ma sta girando tutto sulla PS5 sta roba a 60 fps senza bloccarsi. Allora i giochi possono essere ottimizzati bene. Ok. No, uno inizia a dubitarlo ad un certo punto. Marco, io sto da una settimana con uno che mi vuole obbligare un altro po' a giocare Assassin's Creed perché non si può dire che è mediocre, devi solo dire che è bello, quindi oramai mi aspetto di tutto dal mondo. Aglia, pietre. Ce l'ho. Maledizione! Ok. Ah, no, dai. Un altro. Sì. Sì, certo. No, 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 no. No, mi sono avvicinato troppo al bordo. Abbiamo raggiunto la sua tana! Ok, ma dove è andata quella bestia? Stai in guardia! Ah, giustamente il dragone si è fatto il palazzo di lusso, ci sta. Sta Brodol. Eccolo qua, ha fatto il trabocchetto, aspetta. No, no, Gianmarcone, dove va? Aiutami, salvami. Ah, pure io sono caduto oggi. Benissimo. Questo è fantastico! Attenzione! Certo. Ok, va Non ci bene. siamo spezzati le Va gambe. bene, vabbè, tanto è una simulazione, già ma alla fine. Sì, sì, certo. Corri, vai così. Vai, non ci va. Via, ok, rampinello, altro. Parugli. Che arriva! Drago della tua sorella. Piccolo Jacob! Ok, attenzione. Ehi, aspetta! Non vedo più. Oh, problema. Problema. Draghi in volo. 1, 2, 3. Aiuto. No. Gianmarco, questo è un enorme problema, Gianmarco. Ok, deviato giusto in tempo. Dobbiamo aggrapparci a lui. Ok, combattiamo su di È lui. capitato anche a me una volta. In che senso, Reagan? Scusami. Vede. Ok, ora dove si va? Da questa parte! Fai una festa, periodo di festa, stai con gli amici, non ti trovi all'improvviso su un drago e a combattere con una spada dorata. Succede a tutti. Corri! Ok, no, no, Gianmarco, corri, 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 corri. Salve, Come? Hai visto? ci stanno inseguendo i cosi No, 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 dietro. come mi sono salvato? No. Ottimo, grazie. E quello cos'è? Colpisci! Ok, ok. Io attacco tantissimo. Aglia le botte. Che bello tosto però, giustamente. Ok, fatto. Pure questo ti è capitato, Reagan, che poi sei caduto giù e ti sei ritrovato su un drago, ci sta? Mi ricorda un po' la boss fight finale di War. Sì, sì. Quello era un po' Ok, nuova zona. Allora, oh cazzo. Giù. Ok, ottimo. Oh no.
No, si sta chiudendo tutto. È così che si Grazie. fa! È Ok. così che si fa! Sgoschi! Calmate bestiacci! Vai. Forza, ci siamo! Ah, io stavo vedendo il tuo ed ero convinto che ero io, perciò non stavo facendo un cazzo. Ok, ecco. Dai, Drago, calmati un attimo. No, no, grattati un po' questo contro la no. montagna, vai. Allora, noi adesso dobbiamo andare avanti. Anche piuttosto velocemente. No. Fate una roccia dei, però va bene, va È un bene. po' strana. Non sapevo di saper fare queste cose. Vabbè. Avanti! Muoversi! No. Via, 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 via. Avanti, fallo a pezzi! Vieni Gianmarcone. Gianmarcone, mina. Drago, sei stato sconfitto. Vai! Vai, Gianmarcodolo! Sembra un pochino esagerato. Occhio! Mi sembra un pochino esagerato adesso. Non dovevamo calmarlo. Dai, occhio! Non dovevamo calmarlo prima. Non penso che si calmi così, Sì, sì, gli ho vomitato nell'occhio. Acido. Acido, sì. Bello. Ma che cos'è sta scena? Drago, però ti devi calmare un attimo. Un ultimo sforzo mio! Oh, sì! Dai, Tieniti forte! aspetta, aspetta. Quando lui fa il birichino. No, Drago, perché sei volato via all'improvviso? Che succede? Perché si era fermato, mo, e vedi, non capisco. Allora, potremmo avere un problema in questa zona, però... Vai. No, fermati. Lasciato proprio, madonna mia. Poi ancora non posso mollare. Non mi interessa, mi aggrappo di nuovo. Ci siamo quasi! Ci siamo quasi. Aspetta un attimino adesso. Finiamo il lavoro! Deve la polpetta, sì, è riccia, la paga la polpetta. Ragazzi, grazie mille. Gentilissimi, aprite. Grazie. Vai, sgrondel. Satan. Sukol. Gas, Dankens, Doiken. Allora, tieni premuto, via. È diventato Monster Hunter effettivamente, mostro punto. Vabbè. Vai, Rozzi, colpo Fu così che il drago leggendario, millenario, proveniente da un'altra dimensione, anche detto Bruz. per gli amici Bruz, sì, effettivamente, se ne andò, morì, Bruz è morto. schiattò, scoppiò più che altro. Anche. Dai, prima che questo esplode. C'è la PlayStation che in questo momento è tornata a respirare. Ma no, se n'è andato, è morto. Pausa. Madonna mia.
Cazzo di figata che è stata sta parte pure visivamente. Sì. Non credevo che la mia PlayStation fosse in grado di fare certe cose finora. Invece... Minchia. Tutto ok, mio? Sì, a posto. Ma allora si potevano fare giochi così. Bastava solo impegnarsi. Porca la miseria, chi l'avrebbe mai detto? Gli strani casi della vita proprio, guarda. Ci siamo. È il momento di separarci, mia dolce amica. E ora vola! Tipo l'Ender Dragon di Minecraft. Esatto, quello. Forse ricordava anche un po' quello. Sai una cosa, Zoe? Avevo bisogno di tutto questo. Non me ne ero Sì, sono ancora quelli là i resa colori conto. dell'Ender Dragon, nero e viola. Mi serviva proprio una pausa da tutti quei pensieri negativi. Ecco perché ho scritto questa storia. A Ella sarebbe piaciuta un sacco. Ecco qua. Sarebbe? Sarebbe. Quella. Sorella non c'è più. Sì. Pure l'animazione di quando... No, ma sotto l'aspetto grafico e visivo è stato curato proprio per bene sto gioco, pure nei più piccoli dettagli. Fu un incidente. Ma a 12 anni. Stavamo giocando e... Un attimo prima era con me e quello dopo non c'era più. Da quel giorno tutto è cambiato. Ogni cosa è vuota. La mia famiglia, la mia infanzia, io. C'è solo un grande vuoto. Ma in questa storia siete sopravvissute entrambe. Era il mio modo per poter crescere con lei. Io speravo soltanto che con No, il tempo Snow. sarebbe stato più facile. Poi Fabius. Lo è stato. No. Ehi, ehi. Tutta questa storia, questa avventura è un modo meraviglioso per onorare tua sorella. Vai, prendi una cadrega, Fabio, accomoda, dai. Voglio dire, Prego, prego, si accomodi. hai scritto Ella come un tostissimo drago cazzuto. Per la miseria, anch'io un giorno vorrei tanto essere ricordata così. Volevo solo darle un finale diverso. Beh, hai fatto qualcosa di molto più epico. Guardati intorno. È strabiliante. Peccato per i titoli in uscita quest'anno, che il creatore già ha vinto un awards. Sì, Però se la nomination spero che almeno se la pigli, perché onestamente se lo è un bel merita. gioco. Allora Veramente un bel diamoci gioco. Mio. Ok, Grazie. cosa succederà adesso? Mi verrebbe da pensare, vista l'epicità della fight, che abbiamo finito. E invece... Eh no, che un po' sì. È meglio se ti siedi, Raider. è stato licenziato. Siediti. Hai perso il controllo. Ora ti devi fare da parte. Voglio capire sta cosa. Sappiamo che c'è una missione segreta. Si leggeva su internet che c'era uno stage segreto, una cosa così. Potete farlo. Modera i Quindi toni. mo vediamo un attimo cosa ci mette il gioco davanti, poi come ci escono i titoli di coda ci informiamo. Almeno che il gioco non ci dà qualche suggerimento su come trovare sta cosa. L'abbiamo già fatto. Come fate ad essere tutti così ciechi? Siamo a tanto così dal completare la macchina. Una No. volta finita, potremo dominare l'intero mercato. Un team verrà a prendere il tuo posto. No! Credo che saranno lì a momenti. Andatevene tutti all'inferno! Cazzata, giustamente. Non
megalomane e ti hanno tolto il giocattolo e mo ti incazzi. Allora sotto non rubavi i pensieri e tutte le idee delle altre Guarda, persone. credo che manchi una crepa là a destra, secondo me. Ok, credo che molto presto saremo fuori da qui. Spero. Penso un altro mondo. Un altro a tema finale, spaziale. Esatto. E zona finale. Per il grand fight che ci sarà probabilmente contro cyber guerriero finale. Battaglia. Dobbiamo fare qualcosa, qualsiasi cosa. Forse... No, è troppo rischioso. Avanti, parla! Beh, ecco, se portassimo la macchina alla massima potenza, forse potremmo spingerla all'interno del loro inconscio. È troppo pericoloso, non possiamo garantire la loro incolumità. Forse no, ma di certo... Mi frega cazzi in questo momento se loro vivono o Sì. muoiono. E noi guadagneremo tempo per riparare... Ma no, invece? Sì. Beh. Sì, forza. Procediamo. Ma signore, le loro menti potrebbero non sopportare la procedura. Non mi interessa! Ok, se ne fottono. Subito, signore. E allora. Ora vediamo come troverete quel glitch nel labirinto del vostro inconscio. Stiamo scendendo nell'inconscio. Forza, andiamo! Problema. USS Enterprise. Salve. Spazio. Ultima frontiera. Noi Siamo già Mox e West Coast. Noi siamo Metroid palle. sei tu? Ma siamo stati dei denti, siamo stati delle salsicce. Sì, A questo punto. sì. Oh no, sono delle sfere di supporto. Uno si fondono con noi. Spiegare, fondetevi con noi. Galactic Football. Oh, mi sta scoppiando la testa. Penso. Sì. È come un terribile jet lag. E questi chi sono? Dopo che hanno messo comunque Cristiano Ronaldo in SNK, che... Capirai. Quindi siamo intrappolate nell'inconscio. A quanto pare nel mio inconscio. Immagino che tu non abbia la più pallida idea di dove ci troviamo o di che cosa ci attenda, giusto? Non Da questo penso. punto in poi io ne so quanto te. Seguiamo le palle. Secondo te vogliono che li seguiamo? Credo di sì. E allora entriamo nel labirinto. Sì, posso chiedere solo 10 minuti di tie break che mi arriva un Ah, attimo nel ok, cervello. ok. Perché Allora, ci sono delle aspetta. sequenze belle piene. Aspetta, almeno sulla zona qua. Ecco qua, ti mettiamo il Ovviamente, panorama. Ragazzi, che ci raccontate? Illuminateci. Comunque è stato pure un capitolo bello pieno pure il precedente, Abbiamo fatto un bel po'. 50.000 notifiche. L'ultimo mondo è una partita a FIFA in cui dovete battere il Barcellona con il Novara, mi sembra. Non saprei, Reagan, ti dico la verità. Il mod aveva bloccato il messaggio di Reagan perché aveva scritto palle. Yeah. Ragazzi, madonna. Signore Eugenio Twitch, per piacere. Cioè, manco palle si Madonna può dire mia. più. Palle no. Cioè, ci sono persone pure online che dicono cazzate pure belle grosse. Mo sto povero ragazzo soltanto perché ha scritto palle. Sei cattivo, Deve ti blocchiamo essere il messaggio. censurato. Porca la miseria. No, noi siamo contro la censura ingiustificata. Non si fa. Non si Tu fa. sembra stia facendo un attimo la cacca così come... Va bene, fai Sì, i tuoi sì. bisogni, sistemati, io ti aspetto Io non qua. capisco che si sieda così, onestamente. Forza calcio. Allora, vediamo se possiamo un pochettino fare qualcosa. No.
Di qua non possiamo. C'è qualche punto dove possiamo andare? Di là. Dove riusciamo ad andare di là? Nel cuore soltanto la Roma. Nel cervello soltanto Allora, la ce l'avevo fatta. Ce l'avevo fatta. Ma aspetta. No. Ecco. C'è qualcosa dietro? Assolutamente niente. Magari c'è Fruzol. Di qua non si può andare da nessuna parte. Lì c'è la morte. Lì c'è la morte. Andiamo di qua. Siamo arrivati ai confini. Ah, questa è una mancanza, eh. Questa è una mancanza. E io ci passo dietro. Di qua non possiamo andare da nessun'altra parte. Licenziate il bot. Ma cioè, si è sempre comportato bene. Ultimamente fa un pochettino di capricci, mettiamola così. E poi sono parole che già sono state usate nel canale, quindi io già gli ho dato il consenti un paio di volte. Me le continuo a richiedere. Allora sei scemo. Il bot ha 6 figli. Non è che hai 6 figli e mi diventi deficiente per qualche motivo tuo, eh. Io credo che questa parte non andrebbe fatta così, però la faccio in questo modo. Tu qua devi parlare come ti senti tu. Ecco qua. Allora, andiamo sopra. E poi si va a finire qua. Ok. Allora. Non mi interessa, procedete. La gente può bestemmiare e quando non si può dire palle non ci sta. Non è giusto. Non è giusto. Che poi no. Tra l'altro, se nel gioco appaiono delle palle che ci chiedono di seguirci e sono delle palle, come altro... in quale altro modo le possiamo chiamare? Sfere. Palle. No, sfe. Palle, punto. Ma per me hai ragione, lo zio. Un attimo. Comunque Vince, mi sa che dovevi fare una cosa mega scenografica con una corsa... Sì, lo so! Però era più bello buggarlo e farlo andare in un altro modo. Non la faccio io questa scena. Ecco qua, aspetta. Vediamo se mi riesce al contrario. Ecco qua, a posto, fatto. Easy. In ritardo ma sono arrivato in tempo. No, Pierluigi, sei arrivato in perfetto orario perché adesso stiamo iniziando questo capitolo qui. Ci siamo presi un attimo di time break perché tra lottare con un drago gigante, scappare da un meteorite, sconfiggere un dentista diventando 2 dentini, ci vuole un attimo di break ogni tanto. Tutto bene? Allora, noi adesso ce la facciamo anche noi a correre, dai. Facciamo così, poi facciamo così, scala giù e muori. Invece tu scendi, saltino. 1, 2 e 3. Noi se riusciamo ad andare un attimo avanti così ci portiamo avanti col tempo. Ok. No, questo è bello più che altro perché a parte giocare con la stessa persona in questo modo, per come è impostato il titolo, è divertentissimo. Ma poi il titolo è... Questa è la 4ª live che lo facciamo, quindi lo stiamo comunque facendo già da un bel po' e non ci sono mai 2 sequenze eccessivamente identiche o ripetitive. Ed è raro ultimamente trovare qualche titolo che abbia questa caratteristica, soprattutto. Tutto quello che abbiamo fatto è sempre stato diverso, vario e divertente soprattutto. Quindi qua penso che si debba andare da quest'altro lato.
giustamente serve lui. Ok, non possiamo neanche tornare indietro. Sì, difatti da It Takes Two, fatto sempre dallo stesso autore, quindi abbiamo detto prima, secondo noi questo è uno dei papabili già così per il titolo di gioco dell'anno. Se lo merita, davvero se lo merita. Sono parti platform, però sempre diverse, sia come stile che come impostazione di gameplay, che come tematiche, tutto. Pure le zone di scambio tra una zona e l'altra, dove alla fine devi o saltare o correre sul muro o lanciare il rampino, per quanto siano sempre la stessa identica cosa, sono comunque sempre diverse e hanno una cosina sempre diversa che non te le rende troppo una palla ogni singola volta. Dobbiamo trovare il modo di andarcene da qui. No, Fabio se lo merita. Ci friggerà il cervello. Altri titoloni grossi ci stanno, usciranno ed è facile che comunque finiranno come gioco dell'anno. Però al momento lui Cosa trasporta questa se lo nave? merita, secondo me. Merci? Passeggeri? Di sicuro non mi Tipo sembra il bottone d'oro su Italia's Got Talent. Per me lui passa in finale direttamente, senza problemi. No, già, ma dall'altro lato devi fare il giro. Ah, da qua? Esatto, gli vai dietro. Minchia che recupero. Che classe. Ok. Guarda, ci sono delle persone. E temo non siano in villeggiatura. Oh, Questo dipende dall'ipotesi attenzione. C'è un'esplosione nell'astronave. Ora anche Daisy. Attenzione. Qualcosa vuole proprio impedirci di entrare. Impedire a noi di entrare? O a qualcosa di... No, sbagliato, porca la miseria. Che culo. Va bene. Allora, questo bisogna prenderlo un pochino basso perché farlo ronzo. Ah, aspetta, Gianmarcone, aspetta, vai. Lo facciamo a testa. Vai, Gianmarcone. Via. GTA 6 dovrebbe uscire quest'anno, è stato confermato più e più volte, quindi penso che a breve si vedrà qualcosa, perché se deve uscire non è che all'improvviso ci svegliamo una mattina e dei negozi, non penso. Non Oh, possiamo cazzo. farlo insieme. Fantani. Dobbiamo fare ognuno un lato. Allora tu vai di là. Comincio io. Vai. Vai, il prossimo. Vai. Ok, a posto. Che idea ti sei Vai, fatta? vai. Riesci a capirci qualcosa? No, ma se fossimo le benvenute Allora, qui, pulsantino. ce ne saremmo accorte. Sì. Qualcosa non quadra. Qui mi aspetto lo scontro dove noi siamo dei mech. O ne governiamo uno entrambi in qualche Magari. modo. Questo posto trasuda vibrazioni da prigione da ogni poro. Già, diciamo che non è proprio il massimo dell'accoglienza. No. È bello. Ma sai, l'idea Le palle dove sono andate a finire? ha senso dopo tutto. Ormai nulla ha più un senso. Dov'è la musica di Doom? No, non so se sia proprio Doom. Della. Mo' vediamo. I suoi strati nascosti e temi repressi, capisci? Spero non sia come dici, chissà cosa ho chiuso a chiave lì dentro nel corso degli anni. Attacco palle a sorpresa? Potrebbe essere. Apriamo. Le nostre amiche Sembravano amiche. C'è nessuno lì fuori. Oh, cosa? Chi è? Ma chi può essere? Sono una prigioniera. Vi prego, aiutatemi. Ok, ma... come? Le palle. Ehi, sono di nuovo loro. Aspetta.
Sono radiocomandate. Grandioso. La muoviamo con la levetta destra? Aprite il passaggio. Trovatemi. Ok, momento palle. Vabbè. Cecilia no, Reagan non è lei, non c'entra niente, Reagan. C'entra assolutamente un cazzo. Non penso abbia la forma di una palla lei, quindi... Ok, allora, siamo le palle. Ma sì. Tu sei palla trasformante metafisica. Vabbè. Scusa, non ne ho idea, ma mi sembra che sia decisamente in difficoltà. Come noi. Beh, magari scopriremo qualcos'altro mentre cerchiamo di aprire quel barco. Ah, io magnetizzo, aspetta. Ehi, il mio drone si Ok. smontassi da solo. Ma io sono un insettone. Tu sei fatto di nanobot. Io dove cazzo va? Ok, io invece ho il potere della calamita. Ok. Salve. Ah, posso diventare anche un paracadute. Io mi posso aggrappare qua. Penso che poi mi devi dare tu qualcosa. Ci stiamo infiltrando. Vedo lì in alto che c'è qualcosa. Andiamo avanti. Sì, puoi salire da qua tu. Un po' di hacking. Ok, hackerizza. Ah, e mi fai salire, ok. Vai, giro tondo. Ok. A posto. Questi droni iniziano a piacere. Hai rotto la palla. Sbagliato, aspetta. Tutto questo è pazzesco. Ok. In che senso? Questa è terra alta. Non Non mi sembra. Non direi. sempre il lato positivo in ogni Allora, cosa. aspetta. Vai Gianmarcone. No, Gianmarcone, aspetta, problema, Gianmarcone, vai. Allora. No, aspetta, con calma, Gianmarcone. Ecco qua, guarda. Lo metto proprio così. Ecco qua. Aspetta. Vai, Gianmarcone. Gianmarcone. Se tu non lo alzi, Ho capito. Ci arrivo. Se tu questo gli dai mezza botta, è finita, guarda. Vedi? Per questo devo scendere piano piano. Scendi, Quindi tu scendi, sali. maledetta puttana. Ecco qua. Basta posto. fare. Calmati. Ok. Aspetta. Vai. Vai Gianmarcone. Gianmarcone, vai. Ok. E tu? Aspetta. E io tu mo adesso Aspetta. mi abbassi quello. E io faccio Io faccio saltino. così. Vieni. Ecco qua, vai. Ok? Buca. Facciamoci in quest'altro guaio. Ah, Regan. Grazie per la clip, Regan. Gentilissimo. Sempre te. Quando si tratta di prenderci per il fondello, lei è sempre in prima linea. Grazie mille. Pensi a chi potrebbe essere la prigioniera? Oh, wow. Non è solo quello, ma è l'intera nave. Non capisco che senso. Ok, continuiamo ad andare avanti. Perché te ne sei andato? Non lo so. Io posso andare di qua. È piuttosto inquietante. Ok, c'è una città qui, vabbè. Via. No, caduto giù. No, cazzo. Allora. Non cadere. Certo, quello, come no? Bassi. Siamo un po' bassi rispetto al gioco. Aspetta, provvediamo subito. Mi alzo un pochino il microfono e mi abbasso di una puntella l'audio della Play. Ok, dici adesso se va meglio. Ok. Allora, io mi posso attaccare qui.
sta. Guarda, Joy, abbiamo Oh, compagnia. cazzo. Se ho imparato qualcosa dalle tue storie è che di solito i robot non sono affettuosi. Sì, non facciamoci mancare. Un attimo. Sì, qui c'è qualcosa per te. Io vado di qua. Vai, Gianmarcone. Ok, grazie mille, quello. Ah, posso rimanere pago. Mi piacerebbe che uno mette le impostazioni e restano quelle, ma qua ogni volta si cambia qualcosa senza che io muovo niente. O c'è qualcuno in camera con me e non me ne sono mai reso conto e sarebbe un vero ninja. Liberando lei, liberassimo anche noi. Però grazie quando ci segnalate ste cose, alla fine ci troviamo come l'altra volta che partì la live e se non fosse stato per Regen non avremmo avuto il microfono in nessun modo. Allora, penso che mi devi muovere questo, sì. Ok. Così io mi attacco qua. Ottimo Gianmarcone. Allora, aspetta, io posso andare da qualche parte? No. Ah, ok, Gianmarcone. Metti vicino a te. Ok, fatto. Aspetta, Sgrondel. Perfetto. Speriamo che questa strada ci riporti al varco chiuso. Dovrebbe. Non perdiamo la speranza. Ok, io mi attacco qua. Sono attivati. Dammi un passaggio. Non so, io ho attivato i propulsori, forse ti devi far portare tu di fronte usando il paracadute. Sì. Ok. Amico, 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 non posso fare niente. Mangiami il pistone. Abbiamo un rampino. Pistonami. No? Aspetta, fermati, fermati. Via. Si era aggrappato. Si era aggrappato, però aspetta. Mettimelo più là. Aspetta, ok, vai. A posto? Aspetta, a tempo, aspetta, non ti muovere. No. Allora, così. Ah, aspetta, sì, mettimelo là, mettimelo là. Ehi. Ok. No, devo fare il doppio coso. Me ne devi fare due, Allora, con calma. Allora. Un po' più in là. Ok, sì. però, no, però ci siamo, aspetta. Meno Aspetta, male che Reagan c'è. aspetta, aspetta, vai. Ah, ok, non vedevo il raggio e che non lo prendevo. Ok, allora, qui adesso posso... Ah, già, ma aspetta. Ok. Ti cambio io le zone. 1, 2, vai. Aspetta, scivola. Stavi andando avanti, perché ci Scivola, andato scivola. indietro? Scivola? Sì. Non frena su. Dimmi tu via. 1, 2, vai. 1, 2, vai. 1, 2, vai. 1, 2, vai. E 1, 2, vai. Ecco. Allora, ci siamo ricongiunti. E aspetta un attimo il biscottino. Dobbiamo andare qui perché dobbiamo fare la combo. Sangue dei tuoi Aspetta. progenitori. Allora. Ok.
Allora, io apro e tu hackeri. Bene. Vediamo che altro hai in salvo. Voilà. La combo muore. Sì. Allora, un altro blocco. Ce l'abbiamo fatta. Oh, questa nave è piena di sorprese. Adesso io vado di qua. Il mio drone si trasforma in una nave. Ah, tu diventi anche barchetta. Va bene. Droni multiuso. Modello multiuso. Allora, io di qua invece che cosa c'ho? C'ho un interruttore lì. Divento qualcosa? No, io l'acqua non la posso Puoi toccare. salire su di Aspetta. me. Vieni qua. Vieni qua, vieni qua. Ok, vadi. Tutti a bordo. Vadi, vadi. Aspetti. Ok, tanto comunque si aggancia in automatico. Allora. Non lo so. Saltare. Mi sento distrutta. Oppala lai. Alta. Oppala lai. Alta. Vai, vai tranquillo, vai, vai, liscio, liscio. Ole. Via. E poi abbiamo un altro checkpoint. Fatto. Yeah. Vai barchetta, vai. Ok, la barriera è aperta. Allora, now, di qua. Resto mio dall'altra parte. Devi venire di qua voi. Ok. Ottimo. Da qua. Si abbassa. Io poi mi posso attaccare di qua e tu puoi andare di lato. Ok. No, no, sei stato molto scorretto. Dai. Sto prendo un po' di rincorsa qua. Ok. No, Deda, se non c'hai punti il baby non si può fare, lo sai come funziona. Via. Beh, l'ha fatto Reike, noi... Grazie. Proceda, tanto stai con me. Vada, barchetta. Scenderà dalla barchetta, scenderà... Oh no, si è scaricato il dispenser. No, No. devi andare via. Ah, anche quello, Reike e quello. Va bene, va bene. Allora. Tu sei rimasto tornato dietro perché sei morto. Sono caduto in the water. Sì. Allora. Io sto qua e devo semplicemente tornare qui. Barchetta. No, caduto. Aspetta, aspetta, aspetta. Ok. Devi saltare qua, così. Salta. No, mi ero distratto un attimo prima e ci ho fatto caso pure io all'ultimo. Allora. Quindi te li tengo tutti aperti, ok. Straordinario. Ok, super hacking. No, l'altro lato, dove vai? Gira dall'altro lato. Oh, aspetta, devo tenere premuto. Ok, vai. Vai, vai. Ok. Ah, quelli a tempo, quelli a tempo. Ok. Allora. L'altra parte ora. Tu hai capito che cosa è successo? Io no. Va bene. Allora, vai. Ok.
un po' troppo. Ok. Bisogna farlo un attimino con calma e tranquillità. Allora, scendi ancora di più. Fermati. Ok, siamo tolti i rompicoglioni da mezzo. Vai con calma, con tranquillità. Ok, ecco. Allora, vai Gianmarcone. Resta fermo. Allora, sotto non c'è, quindi vedi di salire sopra. Ok, vai, vai così, vai. Vai lenta come una lumaca. Come una lumaca. Concentrati Vai su- piano, vai non piano, sulla vai, velocità. vai, vai. Ok, fermati. Ok. Vai, vai, vai ancora. Penso devi andare sopra, no? No, perché da giù, aspetta, 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 vai ancora, è aperto tutto. Vai, fermati. Posto, vai. Ok, che c'era un giro completamente inutile quello. Ok, ho appreso la lezione. Ah. Andiamo. 1, 2 e 3. Sì, va giù. Ok, va benissimo. Andiamo tutti a prendere uno spritz. Fatto. Siamo di nuovo fuori dalla nave. Sì, ma questa Tu è... puoi salire di qua. Ti prego, fatelo sia. Ah, io sto pregando, non pensi? Ora sì che si ragiona. Spara alla telecamera. Oh, vai! Ok, grazie. Ce n'è un'altra di qua. Là. C'è anche un drone di sicurezza qua. Ok, ce n'è un altro. Ottimo, ottimo. Ok, telecamera qui. Ottimo. Ci sono così tanti prigionieri. Intrappolati nel tuo inconscio. Cosa c'è che non vai? Sono gli attacchi. Attaccato. Devi leggere le opere di Carlo. Calmati. Penso devi perché- sparare. Sì. Ok. Oh no, Tubal. Aspetta, c'è l'altro qua, aspetta. Aspetta. Dai, tieni questo, ottimo. Questo qua. No, cazzo. Ho sparato? Sì. Allora. Mo, da che lato vuoi andare? Io vado da qua. Ok, farà quest'altro. Ok. Sto uscendo uno da là dentro già, ma... Ottimo. Fatto. Ok? Sì, sì. Ti lancio... Vai, facciamo tiro al piattello, vai. Ah, cosa prendere in più? Va bene, ci abbiamo provato. Va bene. Non l'ho ben capito. Vabbè, l'importante è provarci. Prima pure questo. Sì. Però ce la stiamo facendo, attenzione. No, sì. non avevo visto proprio la telecamera. Madre. Non l'avevo vista proprio. Ok, allora, ottimo. Vai. Ok. Allora. Aspetta. Ce ne sono due. Ma fai il secondo. Ok. Allora, di qua sono passato.
No, non devo andare giù, aspetta, aspetta. Fallo tornare di qua. Ok. Sì, fallo girare. Aspetta, eccolo qua, di qua. C'è un altro interruttore di qua e c'è una telecamera. Ah, ti ha sparato giù. Ok, vabbè, tanto ha salvato qua. Non riesco a prendere. Forse devo andare io. Ok. Di qua. Tante telecamere e tanti bottoni, Gianmarco. Secondo me li devi premere in sequenza e ci devo passare in mezzo. Allora, aspetta. Ok, fatto. Cosa che No, devi sparare sto coso qua e mi lanci. Ok, spara pure al robottino in mezzo. Ok, ottimo. Devo dire che una Ok, bella fuga fatto. di prigione è una piacevole novità. E perché? Beh, io non almeno posso più continuare. dobbiamo salvare il Oh, mondo e l'umanità. c'è un pulsante qua, dove sto io. Quello in alto a sinistra a te? Ah, sì. Qui sono. Sì. Aspetta, aspetta. Bordello, bordello. Bordello risolto. Fallo tornare indietro. Vadi. Cortile, operazione completata. Ove siamo finiti? Ove? Dove sei finito? Vedo ingranaggi grossi. Robottone, già ma. Forse ho trovato qualcosa di Ma utile. io non ci sono. Eccomi qua. Oh cavolo, credo di sapere cos'è questo. Davvero? Ok, già ma giochiamo a flipper in due, oh mio Dio. Moltissimo al flipper. Stai forse dicendo quello che penso? Sì. Facciamo il record. Un altro baby. Merci. Allora finiamo solo sto spezzone. Ok. No, vedete se per caso si poteva entrare per trovare qualcosina di segreto. Ok. Geniale, fare quel Ops. Gianmarcone, scusami. Ecco qua, grazie, gentilissimo, Vai, Devo premere quel bottone. pure io. Stai fermo. Ecco qua. Non è servito. Come è servito? È impossibile. Passa. Io devo andare direttamente sulla piattaforma qua, Gianma. Il Gran Kirsi. Allora, momento. apri porta. Anzi, ti devo mandare nel tunnel. Devi andare. No. devi andare dall'altro lato. Vai dall'altro lato. Vai dall'altro. Apri. Vengo da te. Ok. Però quando passa lui sotto. Ma io ti lancio all'infinito, tu vai. Ok. Questa sezione deve essere una specie di meccanismo a blocchi. Potremmo essere dietro quel varco chiuso. Sì, forse il mio inconscio ha tirato dei blocchi distorcendo i miei ricordi. Un altro mistero da aggiungere alla collezione. Ah, tu li muovi tu questi. Ero convinto che li muovessi io. Uno tu e uno io. Perciò stavo avendo problemi su questi qua. Te ne occupi completamente. Sì. Ah, a posto allora. Aspetta, aspetta. Allora. Ok. Sei pronto? Devo Salto andare- della fede. Ok. Mi fai entrare. Mi fai entrare. Ah, perché devo fare questo qua. Ecco qua. Ok. Poi. Vai. Ok. Lancio.
Lo so che dovevo andare a sinistra, però era bellissimo da guardare. Va bene. Dalla fine del tunnel, ok. Vai ragazzi, clippate, clippate. 1 2. Ecco qua. Sono curiosa, perché è proprio un flipper? Pensavo facesse tutto in automatico ad un certo punto, invece no. Ci gioco quando mangio lì. Sembra un passatempo Allora. innocuo, no? Sì, ma il cibo che servono è tutt'altro che innocuo. Qua. Ok. Lo show è davvero affascinante e contorto proprio come uno di quei sogni senza senso. Allora. No, qua se pure va il massimo fa il giro sopra. Ecco qua. Va bene, però inizia stesso da qua. Ok. Per un pelo. Però aspetta, io risparo da sopra che si può. Diciamo, torniamo indietro. Dai. Non c'è neanche un raggio laser. Però c'è la morte. Vabbè, vabbè, ci abbiamo provato. Ok. Allora, apri là. Fammi prima almeno passare e poi lo chiudi. Ti devo lanciare. Ok. Sono sempre alla... Vabbè. Mamma mia. Bello è che comunque per determinate zone dove fai errori ti dà delle battutine e delle cose in particolare, Hai mai battuto il punteggio massimo? Oh sì, ormai competo solo contro me stessa. È un po' come la vita. Allora. Di solito il tuo più Tira grande giù. nemico sei tu. Certo. Questo qua. Ah, ok. Ma aspetta. Ok. Evviva! Sono 2. Oh no. Oh no, chi sei tu? No, Pimbe Westfair. Quello cos'è? Cazzarola. No, Gianmarco, problema. Devo lanciare io. Via da lì, Zoe! Vorrei cercare di evitare i danni nel frattempo. Ok. Ottimo. Apri, apri. Apriti. Chiuditi. Tirati. Lanciami. Ok. Non le palle. Non è il momento di pensare alle tue palle, Gianmarco. Fatti di rotolo. Gran bel colpo, Zoe! No. Ottimo. Ah. Gianmarco, lanciami. No, non è quello. Non è quello. È questo. Non è questo. Sgrondel. Minchia, dall'inizio. Va bene. Va bene, gioco. Va bene. Sì, siamo partiti un attimo male, già dobbiamo andare su, lui già sta prendendo il siamo già passaggio al verso primo- l'alto. Ok.
Aspetta. Vai, destro. Ok. Lo andiamo! Basta. Bastati. Non ti blocca. Questo a destra. Questo a destra. E vieni di qua. Scivola. Scivola. Ok. Questo lo devi vedere da solo. Sì. Ok. Devo darti una mossa! No, Pippo Baudo frizzantino. Non avevo visto. Penso ci farà ripartire da qua. Ok, ok. Sgrodellati. Sì, sì, stiamo subendo lo sgrodel. Il pure distraendo è che è bella proprio da vedere come parte. Dobbiamo muoverci! Pallonetto. Guarda che classe. Vai. Aspetta, lanciami. A posto. Aspetta. Lanciami. Il perditore! No. Devo andare là dentro. La peppa. Non ce ne va. Vai. Vai, carica pallottolo. Scendere qua. Vai. Là, giù, 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 giù. Passa. Vado. Giù. Ok. Salve. Devo andare direttamente sulla palla, non devo passare proprio addosso a lui in nessun modo, ok? Aspetta. Ok. Vai. Il perditore! Aspetta. Vengo di là. Vai. Jackpot, Zoe! Ok. No, se inizi a Pippo baudare Pierluigi nemico. È un problema. Però siamo riusciti a dargli il palluottero. Che cosa abbiamo fatto? Ah, no, quello era andato a dormire, scusa quello. Non avevo detto. Oh, Fabio. Quello, buonanotte. Scusateci, ma... Stato un Minchia momento come intenso, zona, ragazzi. madonna mia. Ma questo che ore sono? Attenzione. Minchia, 38, dobbiamo staccare pure. Sì, ti conviene. Sgrondel! Aspetta, non siamo prigionieri. C'è una spiegazione. No. Lui non vuole sentire Kaiser, lui non sente niente. No, Non è un problema su. è arrabbiato. Non è un problema su. Abbiamo appena perso conoscenza nell'inconscio. Sì, beh, questa... Bello Un'esperienza il di gioco di parole, vita, non capita. Oh no, quella è un'arena. Sì, guarda che falco. Non è un problema, oggi mi dà. Pazzesco, questa sembra roba da... Va bene. Se ci fa un salvataggio, se no la. No, il salvataggio lo fa... Oh, salve. Esecuzione imminente adesso, aspetta un attimo, aspetta. E allora diamogli ciò che vogliono. Fermati un attimo. Per salvataggio. Sì, lo fa. Allora, ragazzoli belli, noi stacchiamo e ci vediamo domani molto probabilmente con Alan Wake 2. Quindi aspettiamo Christian che ci dà la conferma ed è una puntata molto importante per lui. Quindi se volete vedere la psiche di un uomo spezzarsi in 48 pezzi minuscoli, domani sera sapete dove passare. Sì. Grazie a tutti che siete rimasti finora. Ragazzi, buonanotte a tutti, Buonanotte a tutti, domani. ragazzi.